Ma che bella sta mimosa. Non mi ricordo il nome, era una caccia, non mi ricordo il nome, perché la caccia pudica era quella che gli toccavi le foglie, si chiamano piante sensitive e si chiude. E la caccia armata secondo me però aveva i rami con le spine, questa non li ha. Boh. Le corse sono mezzogiorno e mezzo, se no c'è una si riparte il pomeriggio alle 2. Sì, alle 2 dai, aggiudicata. Alle 2? Sì, tanto fa... Ditemi voi. Tanto sono le 11:15 adesso. Cascate del E alle Gorello. 19:30 c'è la navetta che vi porta su e alle 21:30 vi riportiamo giù. Ah, che bello, perché la navetta ci porta in paese. Figata. 19:30. Molto bello. 21:30. Allora, alle 2 ci ritroviamo qui. Ottimo, grazie Gli mister. puoi aprire perché ci hanno rotto Sì. la maniglia. Prego! Anche religioso sono. La cosa preoccupante, adesso mi vedi col giubbotto, l'ho portato per sicurezza, è che siamo a febbraio, il tipo era in maglietta a maniche corte, anch'io starei in maglietta a maniche corte e per me che soffro molto il caldo è preoccupante proprio per i discorsi quest'estate. Ah ragazzo, se vieni in macchina c'hai i parcheggi, vedi proprio all'entrata, mentre in camper no, non puoi, nel senso che c'è il limite di altezza 2,20. Guarda, vari piccioncini. Sì, eccoci qua, devi passare in questo coso qua. Quella. Buongiorno Italia, curati. E quello è il mulino. E secondo me ce ne sono anche di là. Adesso andiamo, vediamo di mettere la roba da qualche parte e andiamo, via. Ragazzi, Francesco voleva dire che ha la macchina fotografica nuova. Vedi che adesso è diventato fotografo, come quella volta Singano che aveva scritto nello stato di Facebook fotografo perché ho la reflex. Quindi anche lui adesso è un fotografo. Perché ho la reflex. Esatto, ma vedi anche la postura, la concentrazione, tutto, eh? Dai, via. Oh, che calda, fioi. Ah. Che ficcata. Yeah. Molto bello ragazzo. Adesso però Singano voleva andare dove ci sono tipo le cascatelle là, senza rinunciare alla sua giovane vita. Cosa? Ma no, ho fatto prendere un colpo, pensavo che era questo il verme. No, sì, quelli piccolini sì. Sono quelli che c'erano scritti nel cartello, non so se li vedi. No, nella GoPro. No, ci sono quelli là. No, sono innocui, c'è scritto. Sì. È che io appunto pensavo che era questo, no? Ho detto cazzo, un pitone, un'anaconda. Non riprendere le panzette. No, le panze! È una figata pazzesca. Devo andare qua. Opla. Fuori fa freddo, dentro fa caldo, porca miseriazza. I met a pretty woman about as half of age as me. She stood me up and dragged me up away from misery. Che meraviglia! No! Auguri a te! Auguri a lei! Auguri a lei! Auguri a lei signori, è il suo compleanno. Allora un iron! Piacevolissimo, bella, calda, bello. Te lo consiglio, sì, prima che mi dimentico, sì. Soprattutto in febbraio, Sì. consigliate. Poca gente si spera Vero, Dio. vero. She grabbed me by the collar, said, "What you gonna Che be?" bello! Fine nel mondo, Il me- buongiorno! In mezzo ai vermetti. Ecco, questi sono i viaggi di Rolli. Salutiamo le puntine del mondo. Ciao bellezze! E ciao bellezze! Ma bello, bellissimo! No, com'è il discorso della cacca? Che c'è tanta puzza, Tipo di uova marcia, tipo di uova marcia, però si sta benissimo. che è l'odore tipico delle vasche sulfuree.
sì, ma devo dire che oggi è il mio 50° compleanno con un po' di mal di schiena, è proprio l'ideale. Sì. Ci sono troppi vermi per i miei gusti. Ma no, sono belli i vermetti! A dirty rotten scoundrel is the sum of what I see. Tac, un po' alla volta dobbiamo avvicinarci alla cascata della morte. Ta-na-na-na-na. 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 It's a jungle out there. She had the lipstick on and she's smoking up a cigarette. The posse in tow with an entourage she soon forget. Legs too long and heels walking way too strong. And now that I have caught her, I should see the sudden reason why I'm. Niente, mi sono trasportato gli occhiali. Questo qua. Ah, con la festeggiata alla Slakin. No, c'è da dire che la piscina più alta è più bella perché è piena tipo di sti sassolini. Guarda, sembra fatto apposta. Figata. Sì, è bellissima qua. È più bella. Ah, e allora sto qua. Fast. It's a jungle out there. It's a jungle out there. Eccoli qua i famosi vermetti rossi, li chiamano Saturnino ma non credo sia il suo vero nome, non lo so, non ne sono sicuro. E la presenza di questi vermetti sta a indicare la qualità dell'acqua, dicono soprattutto se la loro bocca è sana, quindi in mancanza di questi vermetti significa che le acque sono inquinate e morirai di sicuro. Sono tipici di queste acque solforee della Toscana e del Lazio. Uomo mostro! Programmi della giornata, star qui a cazzeggiare tutto il tempo, esatto. No, spero si sia sentito il mio discorso scientifico sui vermetti, casomai metterò i sottotitoli, adesso vediamo. Cambio piscina! I'll meet you in the bathroom real soon. Got me in a red room, whistling up the big tune that you'll be humming real soon. Downtown towels wet, caught up in some fishnet, with passion that I can't let escape this moment. Let's get it downtown, back down, try not to make a sound. With people coming in and out, hold my hand against your mouth. We sweat like animals, with hunger like some cannibals, and purpose like those cannibals, while lovers dance their in and out. You gotta play what you know. Jungle out there. No, ma secondo me, essendo questa un'attrazione, adesso non so se senti col rumore della cascata, comunque essendo questa un'attrazione molto visitata nei periodi turistici, no? La gente, no? Praticamente a spurio di sedersi ha fatto la sagoma, no? Cioè tu sei qua seduto proprio sagomato su sta roba, no? Where we reap what we sow. Gotta play what you know. Jungle out there, where we reap what we sow. Sono nozze, quindi siediti piano. Sei l'unico che fa così. E poi lei dopo che ha capito. Sì, infatti, vai sotto, salame. Comunque là sopra si sta meglio per cambiarsi. Bellissimo, portavi via una botta di prosecco, questo era un posto alle cose importanti. Stava a passare su a mani, qua e là. E adesso mi metto la maglia della lana. Il mio. Guarda Yuri, ce l'hai attaccati ai peli. Yuri, ascolta, mi stai a scelle, devi tagliare. No, grazie, Jacqueline. Mi sembri un orangutano, non puoi. Era preso così. No, io l'ho conosciuto che era tenuto bene. Tenuto bene, cioè, sopra che ogni giorno c'è Fabri, guarda. Cerco di rancolare ogni giorno il sistema che lo so io.
Vuoi vedere le mie? Guarda, Viste, me le hai tirate prima. Vuoi vedere le mie, la differenza? Dai, Yuri, infatti, grazie Jacqueline. Anch'io voglio che mi togli il costume come fa la Mari con Franci. Io sono senza ciabatte, sono l'unico. No, ti copri il dietro. Noi a Che bene adesso, che bello. Zichetta. Che bene. Dov'è la mia proprio Alessia? Io soltanto meglio adesso. Aia! Finale, non tutto, ho paura di darmi. No, volevo, ma c'era tutti che là intorno. Dai, come la Marilena ha paura dei vermi, ma raccontagli che noi sappiamo che abbiamo letto la storia. Yuri è la GoPro che fa qualcosa, là, numeri, gira i numeri. Se lui è seduto puoi andare in braccio. Ah, ok, non devo riprenderli mentre si cambiano. Allora, no, è stato bellissimo. L'unica cosa un po' traumatica ovviamente è quando esci, perché adesso vabbè, siamo comunque in inverno, tu stai dentro l'acquetta calda, poi esci e capirai. Quindi cattati sempre qualcuno che ti porti gli asciugamani, oppure asciugamani a portata di mano. Chissà se si sente, perché con tutta l'acqua che è entrata, boh. Topa locale a destra. Momento scientifico culturale. Ho fatto fame. Esatto. Dopo le terme viene fame. Okay. E vuoi che non andiamo su a vedere il panoramation da là? È bellissimo arrampicarsi con le scarpette da fiume. Ah, guarda, c'è anche il praticello per fare le picnicate. Oh, guarda dove eravamo noi, ragazzo. Vedi qua? Dove c'è il mulino? Ah, se volevi, vedi, ti potevi fraccare anche qua volendo. E dopo lì giù c'è la cascata. Sì. Ed è bellissimo perché sei immerso in questo contesto tipico toscano, dove puoi ammirare tutte queste, non so se si sente che c'è il vento, tutte queste bellissime colline, no? Molto tipiche toscane. Sì, ma guarda, anche i bidoni tipici. No, te scherzi. In realtà, vedi, guarda che belli, in legno, no? Con la sua tettoia, effetto marmo, no? In realtà, no, in realtà niente, è proprio marmo. Che storie. Ecco, hai visto il bidone delle squasse tipico, e dopo di che non è un canale culturale. Ecco, e qui sei alle spalle delle famose terme di Saturnia. Attenzione quando arrivi, no? Si scrive terme di Saturnia, sto qua. Siccome è un furbetto il Google Maps, ti porta alle terme, cioè quelle a pagamento, hai capito? Lo stabilimento termale. Mentre per trovare le terme qui devi digitare terme mulino di Saturnia, hai capito? Perché è il mulino che te devi arrivare. Poi non vorrei vedere il castello, ma in auto. Sì, era bello da vedere il castello. Beh, ma si può anche fare. Andiamo. Sì, ha detto che c'è la navetta che ci porta. Esatto. Dai, fatta, ragazzo, stasera ti puntiniamo Saturnia, dopo di che non è un canale spaziale. Perché ragionavamo, ragazzo, che per quanto va bene, ok, non siamo tipi a campeggio eccetera, però 14 euro, tutti i servizi inclusi e le docce, tutto quello che vuoi, ok, ma c'è anche la navetta inclusa, la navetta che ci ha portato alle terme e che dopo ci porta anche al ristorante lì in centro a Saturnia, tutto incluso. No, vedi che da quando mi hanno dato una sistematina ai cervicali c'ho proprio zero vertigini, cioè io qua sarei in panico totale, guarda, perché ho le scarpette da canale, da spiaggia, là, chiamale come vuoi, esatto, e qua è abbastanza ripido e sdrucciolevole, però zero vertigini, zero. Il tempo è volato, così come sono volati anche gli altri, mica ci hanno aspettato, va bene, no. Dai. Speriamo che gli dicano a quello della navetta di aspettarci. Asociali. No, è volato perché praticamente tu ti butti là in queste vasche, stai là, non pensi a niente, è una sorta di dormiveglia, no? In questo clima abbastanza paradisiaco, nonché tipico toscano, e basta, te la passi così. Vedi, una precisazione, tutte le strade portano a Roma, vero niente? Guarda il cartello, qui a destra porta a Roma, sta qua no. Ed è in queste fantastiche colline, in questa ambientazione tipica toscana, che Singano sfoggia il suo outfit. Abbiamo delle scarpe Armani, no, Arpiedi, ho sbagliato, scusate, le scarpette Arpiedi. Dopo questo bellissimo costume usa e getta, perché mi hanno detto che qui alle terme dopo spussi. Asciugamano molto tipico, in quanto vedi c'è scritto Italia,
quindi è proprio tipico italiano. E basta il giubbino perché può far freddo. Ecco, è arrivato il pulmino. Sì, ci stiamo, siamo solo in 200.000. Come si chiude sto pulmino qua? Forse da fuori. Eccola, eccola, via, tutti in the pulmin. Come arriviamo in Boccia. Casetta tipica. Tutto tipico. Cavallo galloso. Wow. Aspetta, perché te vuoi vedere i camper da ski che ci sono qua? Va bene, dai, guardiamo i camper da ski. Allora abbiamo questo McLewis MC4, ok? Hai visto? Quei mimose, che cacciava le mimose dall'albero. Dopo abbiamo un Condor, con roller Condor, pensa a te. Poi questo è fico, guarda, molto, molto ski questo, molto bello. Burstner, bello, bello, così grigetto. Se avessero scorreggiato invece hanno chiuso il garage. Poi abbiamo un altro Burstner. Poi qui abbiamo un camper dinamico, Rimor Dynamic X-Go e 22 Plus, che ha 50.000 nomi sto qua. Questo che sembra un camper da ski, difatti c'è scritto Gold Edition, edizione oro, quindi ha delle robe in oro dentro, anche la motorea, vedi? E dopo là quel bellissimo Top Group e il camper che altri 4 singoli. La sciaponetta si è fatta la doccia fredda. Questo perché, siccome la temperatura interna del camper è sui 30 gradi, ok? La caldaia legge il termostato e dice non parto praticamente, no? Allora ho alzato la temperatura della caldaia, del liquido, del glicole, che a sua volta scalda l'acqua. Quindi nonostante l'ambiente esterno, diciamo, del camper, aspetta che si vento, sia molto caldo, almeno scalda lo stesso. All'antifurto. Fai seduto Leo, basta Nini, hai mangiato tu. Stasera facciamo il secondo round, dai. Il mio cane è sempre gentile, che quando devo sedermi è sempre spaparanzato. E cane, grazie. Quando ci sono ospiti, te, questo è il posto che mi riservi, dopo che ti nutro. Sì, le colonnine sono pressoché inutili, praticamente per attaccare il phon abbiamo dovuto accendere il generatore. Ho la guida di Singano, praticamente sono andato a fare carico e scarico, no? Che c'erano anche tutti i saltini eccetera eccetera. E varrà mocca del caffè, no, varrà mocca del caffè, guarda, cioè, no? Varrà in bolla perfetta, cioè. Non per farla sociale, mi sono spostato qua perché almeno abbiamo un po' la vista a castello, così, no? Hai capito? E tanto comunque c'è una colonnina anche qua. Adesso avevo il generatore di nuovo acceso perché la Alessia si dà un'altra passata col phon. E gli altri ce li abbiamo lì a sinistra, insomma, li vediamo quando siamo in diretta. E fu così che Francesco e la Marilena dissero: dai che andiamo a fare 2 fotografie. Porca miseria! Trekking puro. Trekking puro, sì, ma è un bel pezzo. Solo la Marilena, io non l'ho detto, io pensavo di una passeggiata normale. È bellissimo, questo è il sentierino che ti porta al castello di Saturnia, ma tanto noi dobbiamo andarci questa sera perché andiamo a mangiare su a Saturnia. Però guarda ragazzo, guarda, mi tocca inquadrarti sempre sto brutto muso perché il microfono è frontale, ma guarda, vedi il castello in fondo? Guarda là il castello in fondo, pieno di castelli, non è quello il castello di Saturnia. Il castello di Saturnia ce l'hai dietro, senti i zip, è bellissimo. Io qua sono in modalità foto, ho acceso un attimo la GoPro giusto per renderti partecipe e spiegarti cosa c'è attorno, diciamo, alle terme di Saturnia. Così hai visto le terme, come entrare, come arrivare, hai visto il campeggio e hai visto la stradina che ti porta a Saturnia. Adesso non mancava proprio tanto, siamo appena poco dopo la metà, però ripeto non ha senso andarci adesso quando ci andiamo dopo, insomma. Vieni che siamo in vena fotografica io e la Marilena. Allora siamo appena sotto il castello, come ti dico spesso, far sempre di tutto per togliere i pali della luce, tutte quelle cose che non c'entrano col contesto o comunque con quello che tu vorresti esprimere.
e io credo che mi metto tipo qua al secondo ulivo e cerco di prendere l'angolo del castello tenendolo a sinistra, e nella destra ci sono tutte quelle belle nuvole che mi faranno un bel effetto di profondità dopo. No, bellissimo, bellissimo. Siamo messi qua a giocare con le foto, guarda. Guarda, un altro castello Che laggiù. tramontauz, guarda. A parte che la GoPro, vabbè, adesso tra GoPro e macchina fotografica, insomma, i risultati sono ovviamente completamente diversi. Però ti assicuro, ragazzo, che lì c'è un gioco di ombre e di colori pastellati, cerulei, veramente niente male. Sì, no cerulei in senso di cerume, cerulei nel senso di pastellato, sì, del cielo. Oh, che bello, ragazzo, l'oscurità, che bello. Andiamo a rimuovere la quiete agli altri di qua. È che se andiamo a rimuovere la quiete dalla Jacqueline e Fabrizio parte l'allarme. Guarda, chi gioca a carte, guarda, perché quando abbiamo visto, no, con i 50 di Michele, quando compi i 50 tutto cambia, cioè mentalmente proprio la mente trasforma anche il corpo e l'ambiente circostante, no? Quindi tu a 50 ti senti già predisposto a guardare i cantieri, a mettere le mani dietro la schiena e a giocare a carte, in questi casi, vedi? Più che altro alle 7:30 abbiamo la navetta. Io non lo so, mi fanno aspettare, guarda, gioca a carte, guarda. E mi lasciano affamato. Te credo che singano se magro, non lo portano a cena, poi lo singano. Ah, è bellissima Italia sta roba della navetta che ti porta in giro tutto incluso, figata, veramente tanto bello. E adesso ci portano su a Saturnia, andiamo in un ristorantino a mangiare la pizza e a festeggiare la Slakin che ha fatto il compleanno. Carino, dai, vai che bello. Posticino tipico. Bene, sono felice. E 1 chilometro di là c'è Saturnia, adesso non lo so, vediamo se riusciamo a fare a tempo. Il tipo qui della navetta è stato gentilissimo, ci ha detto vi do il numero di telefono che così ci organizziamo dopo, quindi vediamo cosa riusciamo a combinare. Pausa cicca, minchia Italia, oh, la pizza, una delle pizze più buone che abbia mai mangiato in vita mia, sul serio. Allora, Villa Bagno Santo. Ah no, ristorante pizzeria Lo Scanzeo. Allora, anche Francesco e l'Alessia hanno preso i pizzi, cacio e pepe, perché l'Alessia di solito quando andiamo in Toscana le prende le robe tipiche. Io voglio di cipolla, ho preso la pizza. Chi ha preso la pizza? Veramente una cosa incredibile, la pasta strabuonissima, e se mangiavi solo la crosta sapeva tipo da pane, no? Veramente, cioè se vieni alle Terme in Saturnia vieni a mangiare qua. GoPro gliela fai vedere all'Italia la luna piena? Non è proprio piena, vabbè, mancherà un 5%, dai, adesso non stiamo a essere così, dai. E qua cosa abbiamo? Un dirupo, no? Ok, vedo delle luci in lontananza, tu stai vedendo quello che vedo io praticamente, forse io vedo un pelino di più. Bellissimo, con tutte queste colline, la luna che illumina, bello. Il cielo è molto stellato, tu non puoi vedere le stelle, però ho fatto delle foto con la macchinetta, magari le metto nel gruppo. Stupendo Italia, veramente una tappa. Beh, tu sai che io adoro la Toscana e le mie regioni preferite sono Veneto, Friuli e Toscana, e anche la Sicilia. E ti straconsiglio ovviamente anche le terme di Saturnia. Magari se hai la fortuna di trovare un febbraio caldo come l'abbiamo trovato noi, praticamente non c'è nessuno, perché non c'era veramente nessuno, e si è stati da Dio benissimo anche in campeggio, in area camper, là quel che è eccezionale anche il ristorante qua. Oh, è arrivata anche la tossica. Così da cipolla. Sì, profumo di cipolla. Gli ho detto anche abbondante cipolla, ho detto stasera col Stasera permesso. siamo single. Sì, Ci incontriamo domani e ci presentiamo domani. Ce l'avevo repressa con questa voglia di cipolla estrema ormai, che tipo di tossicodipendente. Hai presente Trainspotting? Singano qua segue, stessa roba. Com'erano insomma sti pizzi con cazzo Buonissimi, poi anche i 3/4 di pizza margherita, buonissimo, ho mangiato tutta anche quella, adesso mangio anche il dolce. Eccolo! Oh, baby,
Please hold me. I love you, le fontane del mondo. Vai sigari!